Che fare per evitare che succedano altri casi, come quello del calcio balilla della discordia, il gioco gratuito che ha portato al titolare del locale Il Palco di Mestre una multa di 1.244 euro perché mancherebbe il condizionale ancora d'obbligo o un'autorizzazione? Una soluzione è stata immaginata dalla Confesercenti, che l'ha proposta al Comune di Venezia e alla Regione Veneto. La soluzione è quella di una leggina regionale che prevede prima dell'erogazione della sanzione la diffida, una diffida amministrativa. In pratica si tratterebbe di una specie di avvertimento col quale si verrebbe invitati a regolarizzare entro un periodo di tempo determinato una posizione riscontrata non aderente alle normative vigenti. Il provvedimento dovrebbe entrare come emendamento alla finanziaria regionale in discussione a metà febbraio. Facile a dirsi, forse meno facile a farsi. L'assessore regionale Isi Coppola è realista. Vedere di riuscire a condividerla, ma soprattutto anche a prepararla in modo tale che non sia l'ennesima legge che poi si affastella ad altre e crea più impiccio che semplicità. Dal Comune di Venezia ci si augura che la cosa vada in porto. Diciamo che questa legge regionale ci permetterebbe di applicare non solo il buon senso ma anche la gradualità nelle sanzioni, soprattutto per i temi che riguardano il commercio, e quindi mi pare un'ottima opportunità. Dall'alto della sua esperienza, visto che multe suo malgrado ne ha prese diverse oltre a quella per il calcio balilla, Stefano Ceolin sulla diffida delle perplessità. Che non vada, come dire, a risolvere tutte le fattispecie possibili, voglio dire, ci sono anche eventualità altre che purtroppo capitano e che neppure la diffida da ottemperare riesce eventualmente a risolvere. Il provvedimento dovrebbe elencare infatti ogni singola irregolarità non grave che potrebbe essere sanata dall'esercente e, considerata la quantità di leggi, regolamenti, decreti e altro che regolano le attività commerciali, è facile immaginare che qualcosa resterebbe fuori, pronta ad essere applicata dall'inflessibile tutore dell'ordine di turno.